L'artigiano ingegno. Leonardo, fra acqua e terra in Friuli. Allestita nel corso del 2019 ad Udine e Lugano, la mostra è un omaggio alla genialità di Leonardo da Vinci nel 500° della sua morte. Grazie alla collaborazione di Mario Taddei, direttore del Centro Studi Leonardo III a Milano e dell'Università di Udine, 40 artigiani provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia hanno messo il proprio saper fare al servizio di questo importante anniversario, per celebrare e raccontare la creatività di quell'ingegnere ducale, l'uomo delle fantastiche macchine segnografiche, che seppe risolvere molti problemi pratici, anticipando quel processo che oggi chiamiamo automazione. All'artigiano moderno sono chieste le medesime competenze. Deve saper realizzare opere utili a sé e agli altri, innovative e funzionali, e preferibilmente di elevato valore estetico. E come in Leonardo predominava il sentimento della natura, anche i nostri artigiani sono attenti alla provenienza e alla tracciabilità dei materiali che lavorano, nonché alle fonti energetiche che servono per trasformarli. La formazione di Leonardo avvenne in una bottega, quella del Verrocchio a Firenze, una fucina di talenti, fra i quali Sandro Botticelli, il Perugino e il Ghirlandaio. Nella bottega si espletava un'attività poliedrica, dalla pittura alle tecniche scultoree, dalla fusione a cera persa all'intaglio ligneo. Era compresa la pratica delle cosiddette arti minori, ma soprattutto veniva stimolata l'arte del disegno. Non mancavano inoltre nozioni di carpenteria, meccanica, ingegneria ed architettura. Leonardo si distinse fin da subito per la sua descrizione autentica del mondo naturale, per la resa spaziale ed atmosferica unificata e per le sue vedute a volo d'uccello. Egli dipinge l'immagine della natura, del farsi e del disfarsi, del ciclico trapasso della materia dallo stato solido al liquido all'atmosferico. La figura non è più l'opposto della natura, ma il termine ultimo del suo continuo evolvere. La sua presenza nelle Venezie, nel marzo del 1500, è testimoniata da Luca Pacioli. Gli venne chiesto di progettare alcuni sistemi difensivi contro la continua minaccia turca. Nel foglio 638 del Codice Atlantico troviamo il progetto di una diga con paratie mobili, in grado di creare un allagamento programmato nella zona di confluenza dei fiumi Isonzo e Vipacco, nei pressi di Gradisca di Isonzo. Ma a causa dell'elevato costo, quest'opera non fu mai realizzata. Al suo posto progettò il rafforzamento delle mura di cinta della città. I fiumi rimasero così la linea di difesa della terra friulana, e proprio la terra e l'acqua sono gli elementi che collegano tutte le opere in mostra.